ringrazio Giuseppe, visto che siamo della stessa provincia, quindi abbiamo una conoscenza. Ringrazio Alessandra, ringrazio tutti i parlamentari presenti, tutti gli ospiti. Allora, vicino a me c'è l'ingegner Dialmi, che è vicepresidente dell'Associazione Europea della Via Ignazia, non vi dirò il motivo per cui c'è la Via Ignazia, Simone Bozzato, che è segretario generale della Società Geografica Italiana, che è la Società Geografica Italiana è l'istituzione che ha predisposto il dossier tecnico, e Fabrizio Ardito, che ringraziamo, che abbiamo invitato, giornalista, scrittore e camminatore, quindi molti avranno letto i suoi libri, che chiuderà questa nostra conferenza stampa. Comincerai leggendo la lettera dell'onorevole Silvia Costa, che è Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, con il quale il Parlamento e anche con la Commissione abbiamo una connessione molto importante che ci teniamo a mantenere. Chiedo a Federico Ceschin cortesemente di fare da lettore. È una paginetta breve. Carissimo, saluto con affetto e grande soddisfazione la vostra presentazione di ora, in cui mi rammarico di non poter partecipare, perché impegnata nei lavori del Parlamento Europeo finito questa settimana a Strasburgo in sessione plenaria. Sapete del mio profondo legame con gli itinerari culturali e con la via Francigena in particolare, che ho cercato di trasformare in Parlamento in un impegno a favore del loro sviluppo e valorizzazione. Un'azione di successo che ci ha permesso di stanziare oltre 7 milioni in 3 anni per progetti e servizi collegati e rendere questa voce a partire dal 2015 un capitolo di bilancio permanente. Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio d'Europa, con le regioni, i comuni e le associazioni, hanno stretto un'alleanza forte che ho personalmente promosso e incoraggiato. Un rilancio strategico del programma degli itinerari culturali europei, con l'impegno dell'Italia a completare il tracciato della via Francigena fino a Gerusalemme, sul quale oggi vi confrontate. Lo abbiamo fatto perché crediamo fermamente nei valori di solidarietà e di dialogo interculturale e intergenerazionale dei cammini. Le cultural roots evocano i valori che dovrebbero costituire il fondamento dell'Unione Europea, il cammino condiviso, il dialogo interculturale e interreligioso, il recupero di una dimensione spirituale e l'importanza del patrimonio artistico. Ma hanno anche uno straordinario potenziale di sviluppo territoriale. Lungo gli itinerari nascono infatti opportunità economiche e occupazionali di nuova impresa, giovane e sostenibile, particolarmente significative in questo caso per il Mezzogiorno. Ma importanti sono anche i protagonisti di questi straordinari percorsi. Chi cammina e ha da sempre motivazioni, siano esse spirituali o religiose, culturali o di conoscenze di studio. I viaggiatori ci insegnano che il cammino si fa andando e ad ogni passo che si percorre si assapora questa autenticità che solo questa via riesce a trasmettere, anche attraverso gli incontri che il viaggio riserva ogni giorno. Esso invita ad un maggiore altruismo, meditazione, umiltà, dialogo, ascolto e confronto. Più esteso è il percorso, più questa esperienza si rende accessibile a un maggior numero di persone. Tenaci e qualificati. A voi tutti, e in particolare a Massimo Tedeschi e Simone Bozzato per il loro tenace e qualificato impegno, il mio personale ringraziamento e augurio di buon lavoro. Grazie.